Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. È diventato virale il cartello esposto nella vetrina di una libreria di Castelfranco Veneto in risposta allo scritto autopubblicato dell'ex capo della Folgore Roberto Vannacci, i cui contenuti, da alcuni definiti discriminatori, sessisti e omofobi, stanno facendo discutere l'Italia intera. Viviamo in un paese in cui grazie a Dio ci sono le biblioteche, quindi il diritto alla lettura, alla diffusione delle idee è sempre garantito, che però non c'entra col mio diritto di vendere quello che voglio. Qua non stiamo più parlando di libertà di opinione, ma di omofobia, misoginia, razzismo. In queste ore è stata aperta un'inchiesta per verificare se le parole del generale, ora comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, abbiano violato il testo unico dell'ordinamento militare. Un'inchiesta che sta creando divisioni anche all'interno del governo Meloni. Da una parte il dito puntato del ministro Crosetto, dall'altra la difesa del vicepresidente Matteo Salvini. Ma non solo una spaccatura politica, ad essere divisa anche l'opinione pubblica. State ricevendo chiamate in continuazione? In continuazione, per lo più di gente che ci chiede il libro, ci chiede perché non lo ordiniamo, a volte ci dà degli antidemocratici e noi finché ci ascoltano proviamo a spiegare quali sono le nostre ragioni. E se la libreria di Castelfranco non sarà per scelta la casa del libro del generale Vannacci, si mette invece a disposizione per essere terra di libero confronto. Generale, venga a dirci cosa pensa, perché magari è stato travisato, però magari no, ecco.